qui con Roberto Dorio, il numero 4 del Mistral Palermo, che oggi porta a casa una vittoria importantissima contro Ladrano. Roberto, una gara che si era messa su un binario non tanto favorevole alla squadra, poi però nella ripresa vi siete chiusi, compatti e avete portato a casa una vittoria importantissima, come ho detto poco fa. Sì, come detto, era una gara in cui sapevamo che dovevamo soffrire perché è una squadra ostica, già all'andata ci avevano fatto male, perdendo 10-5 da loro. Ci tenevamo a rifarci oggi e, come hai detto tu, ci siamo più compattati, siamo stati uniti, abbiamo sofferto, però alla fine la cosa che importa è portare 3 punti a casa e questo è stato. Sesta vittoria consecutiva, adesso le cose si fanno serie. Sì, si fanno serie anche perché in vista ora sabato già siamo fuori casa con il Polistena, partita anche tosta, però poi abbiamo un bel filotto perché verranno le prime della classe in cui teniamo anche là a fare bene e andiamo dritti per la nostra strada. Speriamo che continui questo bel filotto che stiamo facendo e facciamo più punti possibili, alla fine tiriamo la somma.